Quell'ultimo maledetto gradino, quello che papà Diego non si è accorto che mancava ancora per scendere la scala di casa. Non se n'è accorto perché in braccio aveva il piccolo Martino e quando ha compiuto l'ultimo passo, pensando di avere il pavimento sotto i piedi, si è trovato il vuoto, si è sbilanciato, sbattendo lui contro la porta di fronte e il bambino di appena 2 mesi contro lo stipite della porta della stanza in cui mamma Sara stava stirando. Devastati da un dolore lacerante, Diego Scatena, finanziere del nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso, e la moglie Sara Bortoluzzi ci accolgono in casa in via Roma a Paderno a condizione che la telecamera rimanga fuori dalla porta. Con loro c'è la mamma di lui, arrivata da Gualdo Tadino, che parla di tragedia immensa e ribadisce non ci sono sensi di colpa, è stato un incidente. L'altro figlioletto di 4 anni della coppia è a scuola. Per fortuna, ci dice il papà, non era in casa al momento dell'incidente. Piano piano gli si dovrà raccontare la verità, che il piccolo Martino non c'è più, morto alla vigilia del suo onomastico per il gravissimo trauma cranico riportato. Non sono caduto, non sono ruzzolato, ci ripete Diego, che ci mostra le scale, quel gradino di cui non si è accorto, sullo stipite l'immagine di una Madonnina. Racconta quegli istanti già riferiti più volte, prima al posto di polizia dell'ospedale di Padova, poi ai carabinieri. Eventuali responsabilità penali sarà la procura di Treviso a doverle accertare, ma tutto è marginale, tutto è secondario. Per la prima volta da giorni stanotte sono riusciti a dormire. C'è il dolore, ma ci sono anche le cose pratiche da fare. Abbiamo parlato con il parroco, abbiamo visto la tomba. Proprio il parroco in chiesa domenica aveva dato la notizia invitando la comunità a pregare per questa giovane famiglia colpita da una disgrazia tanto banale quanto crudele. Sui banchi anche il sindaco di Ponzano, Monia Bianchin, che ricorda quegli istanti. Io non ho veramente, non dico parole, ma non ho avuto neanche pensieri in quel momento, se non quello di pensare ai genitori che stanno attraversando veramente una tragedia. E il mio pensiero in questo momento, come sindaco, ma soprattutto come persona, va a loro, alla famiglia che in qualche maniera dovrà trovare la forza e il coraggio di andare avanti. Lo stesso sconcerto a Vascon, dove vive la famiglia di Sara, nella casa in fondo alla stradina ancora i fiocchi azzurri sul cancello per festeggiare la nascita di Martino il 13 settembre, lo stesso giorno della mamma. Il fiocco con il suo nome, tutto si è fermato nel brusco passaggio, dalla gioia al pianto. Da parte mia e da parte dell'amministrazione, per qualsiasi cosa, per qualsiasi necessità avessero, siamo a loro completa disposizione. È una notizia che, giuro, ha segnato profondamente la comunità. È vero, non era una famiglia originaria, conosciuta nel territorio, ma questo non vuole dire niente. Quando c'è di mezzo, lo sappiamo, i bambini, la comunità si stringe veramente attorno ai genitori e in questo caso un pensiero particolare anche al fratellino.